Siamo a Ioannis per la 21esima marcia organizzata all'interno di quello che è una festa tradizionale del paese, ormai la pluricentenaria festa di Sant'Agnese. La giornata è bella, come si vede la gente è numerosa, quindi sarà senz'altro una bella marcia e vi do l'appuntamento adesso agli altri posti lungo il percorso. Siamo, come vi avevamo annunciato in precedenza, all'interno della mostra organizzata in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. È una mostra a sua volta organizzata con reperti di un'associazione di Palmanova, la Pro Museo Palmanova, veramente molto ricca di cose interessanti e tutte originali. Intanto qui alle mie spalle potete vedere due bandiere, quella italiana e quella austriaca, perché durante questa guerra si sono confrontati questi due stati, non solo, ma Ioannis, come tutto il territorio del Friuli orientale, faceva parte dell'impero austriaco e dobbiamo dire che se per l'Italia la guerra è cominciata il 24 maggio, qui invece era già in atto purtroppo la guerra da oltre un anno e tanti di Ioannis e dei paesi vicini erano già morti sui fronti della Serbia o della Galizia. E la mostra è stata proprio organizzata equilibrando reperti e fotografie che riguardano sia la parte italiana che quella austriaca, proprio per ricordare e anche rendere omaggio ai caduti di entrambe le parti. Ci troviamo a uno dei ristori lungo il percorso, nel momento in cui anche i due percorsi di 7 e 12 km sono ancora in comune. Come vedete c'è tanta gente ferma e qui una signora a cui si sta scaldando con un tè, perché qui c'è parecchia cosa da mangiare e vorremmo chiederle con un parere, un giudizio su questo percorso, sulla organizzazione. Guardi, è la prima volta che vengo qui, l'organizzazione è validissima, bellissima abbinata alla festa del paese ed è molta gente che non credevo ci fosse, molto bello. Grazie, grazie. Ecco altre due belle simpatiche partecipanti a questa marcia, anche a loro vorremmo chiedere un parere, un giudizio su quanto vedono e sull'organizzazione. Buongiorno, vai tu Franci. A me è piaciuta moltissimo, è bello la mattina partire così col piede giusto in mezzo alla campagna. Bravissimi quelli dell'organizzazione, molto gentili e ristori buonissimi. Bene, grazie. Grazie a voi.
Siamo ad Alture, piccola località campestre, ma come vedete alle mie spalle anche qui c'è qualcosa di bello. Questa Villa Antonini, una delle tante ville Antonini che punteggiano il nostro territorio, costruita da questa importante famiglia udinese che aveva molte proprietà da queste parti. È una villa in cui nell'Ottocento visse a lungo il conte Prospero Antonini, patriota e autore di diversi testi storici sulla nostra regione, e qui anche ospitò per breve tempo Caterina Percotto. Una delle attrazioni della festa di Sant'Agnese è la rievocazione storica in costume, che vuole appunto rievocare e ricordare la storia passata di questa comunità. Ci sono gruppi che ricordano il passato celtico, romano e soprattutto quello medievale e del Seicento, con le picche di Medeuzza in filologico costume dell'epoca. Ci saranno anche delle esibizioni con le armi, duelli e così via, proprio per ricostruire in maniera corretta e storica il passato e le vicende passate di questa comunità. Siamo ormai alla conclusione di questa marcia di Sant'Agnese, una marcia che ha avuto un bellissimo successo perché è confortata dal sole, ma anche da una ricca presenza. Oltre 1000 persone hanno percorso le strade e le campagne di Ioannis, quindi c'è soddisfazione in tutti per la bella giornata. Concluso questo, naturalmente le marce continuano e perciò vi diamo appuntamento per domenica prossima, il 1° di febbraio. Ci sarà a Martignacco la 14ª marcia di San Blas con percorsi di 6, 14 e 21 km. Grazie e arrivederci.